Ciao ragazzi! Ciao! Oggi siamo all'interno del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies. E dietro di noi c'è il rifugio Biella. Siamo venuti qui partendo dal famoso lago di Braies per fare il giro d'anello e per salire in cima alla Croda del Becco, una montagna incredibile. Ve la facciamo vedere ruotandoci un attimo. È questa qui. Veramente impressionante. Veramente impressionante, una salita bella, panoramicissima, ma tutto il giro veramente di un certo impegno, ma meraviglioso. Come sempre vi facciamo vedere da dove siamo partiti e quindi tutto l'itinerario. Quindi rimanete con noi. Ciao! Ciao! Ragazzi, il nostro punto di partenza di oggi è il parcheggio del lago di Braies, nel nostro caso il P4, che è quello più vicino, è un parcheggio a pagamento. Ora ci dirigiamo in questa direzione, appunto, verso il lago di Braies. Ciao! Ragazzi, una volta arrivati al lago abbiamo imboccato il lungolago occidentale. Ora costeggeremo fino in fondo e ci porteremo in prossimità di quelle ghiaie per cominciare a risalire verso la fortezza. Che colore l'acqua, meraviglioso! Spettacolo! Ragazzi, abbiamo costeggiato anche il lato più a sud del lago di Braies. Ora cominciamo la vera salita verso la Forcella Sora Forno.
Per contestualizzare un attimo, questa è una parte di frana che c'è stata negli anni passati, già risistemata, dove è stato ricavato là in fondo con un brusco cambio di pendenza appunto il sentiero numero 1 che sale appunto alla Forcella Soraforno. Quindi ora abbandoneremo questo primo inizio pianeggiante per girare a destra imboccando il sentiero numero 1 appunto e cominciare la salita. Ragazzi, abbiamo risalito tutta la parte di frana sul tracciato del segnavia numero 1. Qui adesso finalmente il panorama spazia, si apre, c'è una panchina panoramica. e lì comincia un pezzettino di cavo con alcune scalette, adesso vediamo. È bellissimo, infatti. La scaletta? Sì, una bella scalinata. Prima scaletta. Panoramica, wow. Oh. Che meraviglia. E anche il lago comincia a essere pian pianino al sole. Finalmente sale. Che bello. Continuiamo. Ragazzi, abbiamo finito una prima parte dell'itinerario nel bosco. Adesso abbandoniamo il bosco e ci portiamo di qua e cominciamo una parte più detritica. Si vede il sentiero che sale in costa e quindi con scenari un pochino più d'alta montagna. Sono meravigliose le stratificazioni di roccia appunto sui versanti più a nord della Croda del Becco.
Qua c'è un altro trattino per superare questo salto di roccia con un po' di cavo. Ragazzi, ci sono delle sezioni attrezzate, solo questi passaggi, ci si può assicurare, c'è dell'esposizione, non è forte, però volendo per chi vuole può venire con l'imbrago, con la longe e assicurarsi. Ora continuiamo sul sentiero. Ragazzi, ed eccoci arrivati in Forcella, Soraforno. Posto meraviglioso, salita, lunghetta. Lunghetta impegnativa, già abbastanza dislivello per arrivare fino a qui. Paesaggio meraviglioso su tutto praticamente il parco di Fanes-Sanes-Braies. A questo punto, dietro di noi, ricordo, c'è la Croda del Becco con salita piuttosto ripida. Sì, sembra piuttosto non erta. Scherza, bisogna avere ancora abbastanza energie e abbastanza gambe. Allora adesso cosa faremo? Nelia procederà dove? Io mi sa che faccio la tappa in rifugio, scendo giù al rifugio Biella, che è probabilmente qua a vista. Direttamente al rifugio. Io proverò a salire alla Croda del Becco, vediamo che difficoltà avrà e vedremo se e come andrà la salita e poi ci rivediamo tutti al rifugio. Sì, per completare il giro ad anello della Croda del Becco. Quindi rimanete con noi, un posto meraviglioso. Merita. Ciao! Ciao! Qua c'è un meraviglioso mazzetto delle stelle alpine, guardate che belle, bellissime. Ragazzi, dunque un primo velocissimo punto. Sono risalito per forse un terzo del tracciato, ve lo faccio vedere com'è da qui. Dunque, quello è il rifugio Biella e lì c'è la Forcella di Soraforno. La salita avviene per una traccia di sentiero, che è questa qui, ma anche a volte anche facilmente riconoscibile, più sotto un po' più difficilmente. Comunque è tutta esposta, è friabile, ha dei passaggi su roccia spesso unti ed è esposta con l'esposizione che si guadagna salendo.
Ora a questo punto il sentiero si allarga un attimo, si continua, però come si vede è sempre tiro di pendio. Ragazzi, allora sono arrivato a un altro punto interessante. Un po' più su il sentiero con le serpentine arriva a questo tratto con catena. La catena è una catena metallica lasca che assicura questo tratto di crinale. È un tratto roccioso con alcuni passaggi, già vedo un pochino unti appunto dal continuo passare delle persone. Sicuramente di aiuto averla, certamente sì, salendo comunque fino a qui ci sono dei tratti che sono anche volendo più esposti. Comunque ora risaliamo qui questo trattino di crinale. Allora, praticamente finito questo tratto di catena di Rifugio Biella, il sentiero, la traccia adesso assume questo carattere qui, un po' più di sentiero escursionistico tradizionale. Qui sarà l'esercizio sarà cercare di non perderla. Ecco, infatti per il momento il sentiero dopo i tratti con catene prosegue così. Ci sono dei passaggetti un pochino unti, ma comunque è un sentiero piccolo traverso in salita leggera, e ci sono degli ometti, si vedono qua, che chiarificano, se non fosse chiara la traccia, dove passare. Ragazzi, altro velocissimo punto, quello è il sentiero sul crinale che sta sempre più scollinando e sempre più arrotondandosi. Scenario impressionante, bellissimo, sul Monte Sennes e su gran parte del parco di Fannes Sennes Braies, e poi la cima della Croda del Becco è sempre più vicina ed è quella lì. Adesso da qui in poi dovrebbe trattarsi di un sentiero praticamente questa traccia, quindi molto visibile, proprio si va a vista. Siamo sempre più vicini, ultimi metri, ed eccoci qua. Dunque ragazzi, sono in cima alla Croda del Becco, sono giusto qualche metro sotto perché ovviamente è già affollata, salita non banale, non lunga ma sull'inizio di discreto impegno. Ora farò qualche ripresa per farvi vedere cosa si vede da qua, panorama 360 strepitoso, meraviglioso, poi farò qualche foto, scenderò, riprenderò anche qualche tratto della discesa per farvi vedere un pochino come si percepiscono le pendenze in discesa, ma proprio brevemente. Rientrerò al Rifugio Biella dove c'è Neglia, si mangerà qualcosa insieme e poi riprenderemo il giro d'anello intorno a questa favolosa conformazione, per cui a tra pochissimo.
Dunque ragazzi, cominciata la discesa. L'inizio è così, un sentiero praticamente escursionistico, detritico, su questo crinale molto appiattito, ormai arrotondato. Ecco, si continua ora con queste serpentine, questa traccia ben visibile, ci sono anche molti ometti, sempre a pendenze blande, l'importante è non perdere la traccia. Dunque ragazzi, dopo tutta la prima parte detritica, ora si continua sempre su una parte detritica, ma con anche zolle e ciuffi d'erba, in direzione all'incirca della Croda Rossa da un pezzo. La pendenza è sempre blanda, bisogna stare attenti un pochino dove si mettono ovviamente i piedi, perché ci sono massi, c'è qualche passaggio, qualche gradonatura, niente di che, però alcuni passaggetti sono già un po' unti. Davvero uno splendido traverso. Ragazzi, sto seguendo sempre la traccia, il fondo è abbastanza sconnesso, bisogna stare attenti alle caviglie, gli omini sono frequentissimi e fra un po' dovrebbe spuntare il rifugio Biella. Allora, seguendo sempre gli ometti di pietra, si scendono questi tornantini su fondo abbastanza instabile. Quando compare il rifugio Biella, traguardando praticamente nella sua direzione, si vede lì l'inizio, o meglio la fine, venendo in salita, della catena che andremo a prendere per affrontare l'ultima parte, che era la prima della salita, in realtà quindi la più delicata. Ragazzi, allora lo scenario in prossimità della catena è questo. C'è comunque un salto a destra e a sinistra, c'è questa traccia comunque tutta su roccia qua e con passaggi unti, e la catena, seppur lasca, dà un vario supporto. Allora, finito il tratto con catena, riprendono i tornantini, questa volta via via più ripidi ed esposti. Ragazzi, non so se il video rende, comunque questo è l'ultimo tratto di discesa, ovvero il primo di salita. Magari non sembra, però ci sono molti passaggi friabili, scivolosi anche da roccia unta e comunque con dell'esposizione, per cui sono molto delicati e vanno affrontati con estrema cautela sia in salita che in discesa. Si riparte già? Eh sì, è giunta l'ora di tornare giù dopo aver mangiato dei piatti buonissimi qui al rifugio. Quindi adesso prendiamo il sentiero numero 23 e completiamo il nostro giro ad anello.
c'è una marmotta di vedetta sul sentiero. Niente, procediamo. Vediamo con calma. Vediamo se... Senza spaventarlo. Proviamo. Là. E là sono dei quadri. Sì. Sembra. Vediamo che succederà. Niente. È andata. Possiamo andare. E dopo una discesa piuttosto lunga e solitaria, arriviamo alla Malga Foresta. Proseguiamo sotto i versanti nord della Croda del Becco fino a raggiungere nuovamente il lago di Braies. Ragazzi, speriamo che questo giro nel cuore delle Dolomiti di Braies vi sia piaciuto. Se sì, magari metteteci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale se non lo siete già. Noi vi diamo ora appuntamento al nostro prossimo video insieme a noi. Ciao, buona montagna!